oggi, questa mattina, al convegno qui di Legnaro non abbiamo sentito numeri molto positivi per quanto concerne il mais. Cosa sta succedendo? Ma è una cultura che ha perso competitività per una serie di scelte politiche fatte negli anni scorsi e quindi il calo che abbiamo soprattutto sulla produzione di granelle di mais è un po' il risultato di queste scelte politiche fatte in passato. Abbiamo in particolare una mancata adozione dell'innovazione in genetica, quindi col blocco del mais resistente alla piralide, che è un parassita che attacca il mais causando danni qualitativi e quantitativi. Abbiamo uno spostamento di risorse della PAC dal mais, che era la coltura che più aveva beneficiato dei contributi nella riforma McSherry nel 92, perché era la più penalizzata dall'apertura dei mercati, verso altri comparti e verso altre zone d'Italia non medicole. E abbiamo infine una mancata richiesta da parte del governo italiano alla comunità europea per delle differenziazioni sull'utilizzo di partite di mais con vari livelli di micotossine a seconda del tipo di animale che andiamo ad alimentare. Nel breve periodo e anche nel medio, cosa quindi bisognerà fare per invertire la rotta? Ma intanto bisogna vedere se c'è la volontà politica di invertire la rotta, perché finora non c'è stata, cioè si è privilegiato dare più attenzione ad altri comparti. Io ritengo comunque che vada invertita un po' la rotta, perché mentre senza altri prodotti si può vivere, senza cereali non si può vivere, non ci si può alimentare. Quindi il fatto di aver abbandonato un po' il futuro del settore dei seminativi è una scelta discutibile come strategia di sicurezza alimentare. Perché si dipende sempre più dalle importazioni e abbiamo visto come il mondo sta diventando sempre più instabile. Quindi credo che sia importante una riflessione in questo riguardo. Per riprendere, per conto mio, competitività nel settore dei seminativi bisogna, siccome riprendere l'attività di ricerca nel settore dell'innovazione genetica, che oggi sta avanzando in maniera molto accelerata, non solo per la medicina ma anche per la biologia vegetale delle piante, e quindi non possiamo permetterci il lusso di non fare ricerca su queste nuove tecniche di miglioramento genetico. Purtroppo tutta l'Europa, non solo l'Italia, ha un impasse in questo settore, ma la Cina sta avanzando a passi giganti, così come anche il Nord America. Quindi il blocco non solo dell'utilizzo ma anche della ricerca ci priva di informazioni per poter scegliere o meno se adottare piante innovate dal punto di vista della genetica. Poi abbiamo un problema di, secondo me, riorientare la nuova PAC in modo che i settori che sono un po' più in crisi, come quello dei seminativi, tornino ad essere quelli che più beneficiano dei contributi PAC. Alla fine garantire un contributo di 300-400 euro a ettaro sul settore vinicolo, che ha già comunque gli aiuti alla ristrutturazione, è insignificante per il fatturato che fanno. Come è un po' assurdo dare 300-400 euro a ettaro ai pascoli appenninici, che hanno un valore di affitto intorno ai 50 euro, quindi la produzione intorno ai 50 euro, mentre sul settore dei seminativi è fondamentale per mantenerli in vita.